La richiesta dell'ergastolo per aver distrutto 3 vite, quella dell'ex moglie Nicoletta Rotaru strangolata e chiusa in un bagno e quella delle 2 figlie cresciute con un padre violento che le ha umiliate e costrette a subire insulti e vessazioni. Il pubblico ministero Maria D'Arpa, al termine di una requisitoria di 2 ore, ha chiesto per Eric Zorzi il massimo della pena e la decadenza della patria potestà. Il 42enne camionista di Abano Terme è accusato di aver ucciso l'ex moglie simulandone il suicidio il 2 agosto del 2023. Venne arrestato solo nel marzo del 2024, quando forse pensava di averla fatta franca, in tasca la foto di Nicoletta rubata in cimitero come ultimo sfregio. Il pubblico ministero ha tratteggiato la personalità violenta di Zorzi, che riunisce gli stereotipi peggiori della figura maschile che vuole predominare. Un uomo che per anni ha denigrato la moglie per le sue origini moldave, umiliandola con i peggiori epiteti ed insulti, impedendole di studiare, di candidarsi in politica. Nicoletta non era libera di accettare i lavori proposti senza l'approvazione di Eric. Anche da morta, Zorzi ha continuato a infangare la sua memoria davanti ai carabinieri intervenuti dopo la chiamata dell'uomo la mattina del decesso e durante tutto il processo. Zorzi non mostra mai né pietà né pentimento, ha sempre umiliato e disprezzato anche le figlie minori, picchiandole quando si attardavano a studiare o se cercavano di difendere la madre durante le liti. 3 donne, 3 esistenze segnate da un uomo violento che durante la requisitoria, ascoltando la trascrizione dei suoi insulti letta dal pubblico ministero, ha chiesto di poter uscire. Sono troppe queste cose per me, non sono mai esistite, dice Zorzi prima di farsi accompagnare all'esterno. Il pubblico ministero ha chiesto anche che vengano trasmessi alla procura gli atti della deposizione della mamma di Zorzi per falsa testimonianza.